Salve a tutti E benvenuti nel secondo episodio di Friuli, alla alla scoperta del del Friuli. Friuli. In questo secondo episodio parleremo dei due paesi di Porcia e Brugnera. Questi due paesi, che al giorno d'oggi possono sembrare molto piccoli e dispersi, un tempo non erano affatto così, anzi erano dei centri urbani di una certa rilevanza, che avevano sotto il loro dominio molte terre circostanti. Alcuni di questi territori possiedono dei paeselli che sono rispettivamente sotto uno o l'altro dei due comuni in questione. Il primo, Rorai, che è in parte sotto il comune di Porcia e in altra parte sotto il comune di Pordenone, infatti divisi in Rorai piccolo sotto Porcia e Rorai grande sotto Pordenone, prende il suo nome da rural, che in latino vuol dire appunto zona rurale, campi, area agricola. Poi ci sono le due frazioni di Tamai e di Maron sotto il comune di Brugnera. La prima, Tamai, prende il suo nome da Tramai, che in friulano vuol dire trappola per topi. La seconda, invece, Maron, prende il suo nome da Marra, che in celtico vuol dire palude. Questo perché il fiume Livenza era solito creare molte aree paludose nel suo corso, che poi nell'arco dei secoli a venire furono bonificate. Dal punto di vista architettonico, Porcia e Bruniera si sono meglio preservati per i loro continui restauri anche in epoca recente. Ci troviamo nel centro storico di Porcia. Porcia è un comune facente parte della provincia di Pordenone, le cui origini risalgono all'epoca medievale. La sua storia è strettamente legata a quella della famiglia dei conti di Porcia e Bruniera, che furono i padroni di queste terre per molti e molti secoli. Porcia si sviluppò grazie alla sua posizione, che la rendeva in epoca medievale un punto di controllo delle campagne circostanti, questo dovuto infatti alla presenza del castello, che nei suoi primi anni era adibito esclusivamente a scopo militare. In seguito, nel XII secolo d.C., i conti di Bruniera presero residenza nel castello di Porcia, trasformandolo nella loro reggia. Da quel momento in poi Porcia crebbe sempre di più come città, fino all'età contemporanea, in cui, grazie all'insediamento dell'azienda Zanussi in questo comune, essa poté svilupparsi ancora di più come popolazione. Ci troviamo a Torre dell'Orologio. Questa è una torre portaia difensiva del paese, infatti un tempo presentava un fossato difensivo. E questa torre un tempo presentava anche una campanella che serviva per l'avvistamento di eventuali nemici, datata 1474, che in seguito nella seconda guerra mondiale fu depredata. All'ultimo piano troviamo una piccola stanzetta col sistema di meccanismo appunto dell'orologio, che purtroppo non è più in funzione.
troviamo alla chiesa di San Giorgio Martire, anche detta Duomo di Porcia. Questa chiesa è la parrocchiale di Porcia, compresa nella diocesi Concordia-Pordenone. Le prime citazioni di questa chiesa risalgono al 1262 e questo edificio è stato eretto verso il basso medioevo e probabilmente ricostruito nel 1560. Accanto alla chiesa troviamo il campanile, alto 44 metri e con una base quadrangolare in pietra risalente al 1488 e in seguito fu eretto l'edificio in sé nel 1555. Inoltre, nel progetto originario, il campanile doveva assomigliare al campanile di San Marco a Venezia. Ci troviamo a Villa Correr Dolfin, una villa costruita alla fine del 600 a Rorai Piccolo, frazione di Porcia. Il nome della villa deriva da due importanti famiglie, la famiglia Correr e appunto la famiglia Dolfin. Questa villa è l'espressione della cultura veneziana nel territorio friulano. Per quanto riguarda gli interni, la villa presenta due entrate, una nella facciata principale e una nella facciata posteriore, che entrambe danno su un grande salone al piano terreno. La villa è costituita da due piani che nella seconda guerra mondiale furono saccheggiati e bruciati. Qui a Villa Correr Dolfin c'è l'usanza da ormai molti anni di rievocare la battaglia napoleonica di Sacile, detta anche battaglia dei Camolli. Purtroppo questa battaglia non è spesso citata nelle cronache ufficiali, non ne sentite tanto parlare nei libri di storia a scuola, però ha avuto una sua certa rilevanza storica per quanto riguarda la storia del nostro paese, perché in essa vennero adoperati per la prima volta i reparti dell'armata napoleonica facenti parte del Regno d'Italia, quindi furono il primo embrione di quello che poi sarebbe stato il risorgimento italiano negli anni a venire. Ci troviamo in questo momento nei pressi del fiume Livenza, in località Brugnera. La storia ufficialmente documentata di Brugnera comincia nel Medioevo, anche se alcune tracce rimaste nei nomi delle località fanno pensare a un'origine molto più antica. Attorno all'anno 1000 si può collocare la costruzione del castello di Brugnera nei pressi del fiume Livenza, un'importante via di comunicazione di questo territorio e soprattutto un importante spartiacque tra il Trevigiano Veneto e il Friuli occidentale. In seguito, nell'anno 1220, il castello venne abbattuto una volta che il territorio fu conquistato da Treviso. Questo territorio, come tutto il resto del Friuli, dal XV secolo in poi fu conquistato dalla Repubblica della Serenissima e vi rimase fino al 1797, quando Napoleone conquistò questo territorio. In seguito, dopo la caduta di Napoleone, questo territorio fece parte del Regno Lombardo-Veneto, sotto l'impero austro-ungarico. Ma poi, dopo il 1866, venne annesso, insieme a tutto il territorio del Veneto, al Regno d'Italia. Ci troviamo a Villa Vardo, una villa veneta di Brugnera, ubificata a frazione di San Casiano di Livenza. Villa Varda presenta una villa padronale e un parco molto esteso che costeggia le rive del Livenza. La struttura ebbe le sue origini nel XV secolo, quando una nobile famiglia bergamasca, i Mazzoleni, ebbe in proprietà molti territori in prossimità di Varda e in seguito vi costruì una proprietà residenziale. Il parco è occupato da un rigoglioso bosco costruito in origine da specie arboree autoctone. La presenta anche una ranceria con una terrazza in pietra e una cappella in stile neogotico. E
anche una ghiacciaia risalente al 1932.